Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo qui con Fabrizio Coniglio, del presidente del Panathlon, e questa sera l'abbiamo dedicata non ad un'associazione sportiva che pratica uno sport in particolare, ma abbiamo voluto invitare il presidente del Panathlon, che un po' rappresenta un po' tutti gli sport, il fair play. E apro una parentesi, volevo ringraziare comunque per le dirette che sono state fatte fino adesso e anche quella di questa sera, Arredamenti Abitare 3 di Trevisan, e vi invito a visitare il loro showroom qui in Corso del Popolo, e se avete dei regali, volete farvi dei regali, visitatelo e troverete sicuramente delle idee regalo molto interessanti. Passiamo la parola a Fabrizio, che conosco da un po' di tempo, e volevo che spiegassi, perché molto spesso le persone conoscono il Panathlon come associazione, ma magari non hanno ben chiaro quali sono le funzioni, le attività, le promozioni che fa, l'attività aggregativa anche, immagino, che fa il Panathlon, e quali sono le iniziative che avevate già programmato nel passato, quelle che avete in mente nel futuro, premesso che ovviamente c'è stata una sospensione dovuta al Covid, e speriamo che questo periodo passi presto. A te la parola. Buonasera, innanzitutto grazie a Mestre Mia per questa interessantissima iniziativa, grazie a Giovanni, anch'io ti apprezzo molto come sportivo, quindi la location è veramente per noi molto, molto bella questa sera, ci sentiamo a casa. Il Panathlon, dico subito un compleanno importante. Nel 2021, prossimo anno a giugno, il Panathlon compie 70 anni e nacque esattamente 70 anni fa a Venezia da un'intuizione di sportivi illuminati che, trovandosi a cena, dissero: ma perché non facciamo qualcosa che parli di fair play, che parli di contrasto al doping, che già si parlava 70 anni fa di questo argomento. E quando le belle idee sono belle veramente, hanno le gambe. E piano piano il Panathlon, che è di fatto un club service, si è diffuso in quasi tutto il mondo. Quindi magicamente, una sorta di miracolo sportivo, ecco che in tutte le città, da Parigi, Roma, naturalmente Mestre, Venezia che è la culla, ecco che il Panathlon invade con il suo messaggio diciamo quasi tutti i continenti. Cosa facciamo? Parliamo soprattutto ai giovani, parliamo alle istituzioni di fair play e di contrasto senza se e senza ma al doping. Ecco che noi facciamo una sorta di, come dire, profeti che urlano nel deserto, perché il doping purtroppo ancora oggi, e forse sempre di più perché si modifica anche il DNA addirittura, è una piaga, direi anche sociale, tant'è che parlando nelle scuole, è una cosa che a noi piace moltissimo fare, ascoltiamo anche da parte dei ragazzi allenatori che suggerirebbero, come dire, già alle prime anni di sportività, suggerirebbero delle scorciatoie. E questo noi lo condanniamo, lo perseguiamo con tutti i mezzi che sono a disposizione. Ecco perché diventa importantissimo essere qui questa sera, parlando quindi alle istituzioni, chiedendo pene severissime per chi impone, esporta, parla di doping alle nuove generazioni. E poi il fair play. Mestre, io mi occupo anche un po' di sociale, come Giovanni sa, Mestre ha, come dire, un record di baby gang che non è certamente invidiabile, invidiato. Ecco che allora lo sport riteniamo possa essere un antidoto, perché il giovane che fa sport impara che cosa significa il rispetto, impara le regole, in una società invece dominata dal più forte. Vediamo i bulli. Ricordo una bellissima giornata presso l'associazione della Box Mestre, dove si imparava e si impara a gestire la violenza con delle regole che la box ovviamente impone. Ecco che allora crediamo sempre di più che lo sport aiuti questa società. Questo è in sintesi. Quindi abbiamo un club molto bello, anzi vi invitiamo a conoscerlo quando si potrà, perché purtroppo questo terribile virus ha imposto delle chiusure di incontri serali,
però abbiamo avuto bellissimi ospiti, grandissime personalità che hanno raccontato durante le conviviali come si diventa campioni, e riteniamo che anche il premio Città di Mestre, che il prossimo anno compirà 40 anni, altro anniversario importante, parli ai giovani ascoltando le imprese dei campioni. Quest'anno abbiamo fatto purtroppo una digital edition del premio Città di Mestre, un video con tutti i saluti e i riconoscimenti a chi abbiamo premiato, e ci piacerà il prossimo anno invitare sia i premiati di quest'anno sia i futuri premiati, affinché diffondano presso i giovani cosa significa l'impegno nella pratica sportiva. Quindi, riassumendo, diciamo che Panathlon ha sicuramente un club in cui, un'associazione in cui diamo valore allo sport e ai valori dello sport, certo, perché certo. Io ho sempre detto in tutte le altre interviste fatte che lo sport per me è un mezzo, soprattutto per i bambini, i ragazzini, i giovani, di educativo fortissimo. Dà dei valori che sono il rispetto dell'avversario, l'onestà, la capacità di riconoscere anche le sconfitte, perché non è una cosa trascurabile, soprattutto se già i bambini riconoscono e i ragazzini riconoscono che non sempre si può vincere, ma si può e si deve anche perdere, perché poi la vita ti insegna che negli errori si impara. Se tutto va bene, non si impara mai o si impara molto poco. Quindi la vita è fatta anche di alti e bassi, e questa è la vita di tutti, presumo. Non credo che tutti o qualcuno sia talmente perfetto che gli va sempre tutto bene, è così. Ma detto questo, sicuramente lo scopo educativo dello sport in generale, ma voi incentrate quindi i valori dello sport, il valore soprattutto dello sport corretto, quello che non fa uso di strumenti o sostanze che possiamo definire anche sostanze tra virgolette stupefacenti, nel senso che sono sostanze che ti permettono anche di avere dei risultati superiori alla media, ma che non è sicuramente il risultato che si avrebbe se un atleta non usasse o anabolizzanti o comunque il doping in generale, e dall'altro anche il fair play, cioè la correttezza in generale. Quindi secondo me il Panathlon svolge anche una funzione di fatto di, tra virgolette, la chiamo educazione civica, che anche questa ci vuole. Forse noi ci siamo dimenticati che a scuola la studiavamo, la approfondivamo, e forse adesso manca un pochettino, secondo me, perché anche i basilari valori di rispetto e di, in generale, al di là dello sport, di rispetto, di educazione, forse si sono un po' persi negli ultimi decenni. E io spero sempre che lo sport, sempre più diffuso, sempre più praticato, sia anche non solo per i ragazzini, i bambini, ma anche per gli adulti, sia un mezzo per riportare un po' di questi valori che sfortunatamente si sono persi. Detto questo, voi, e mi hai accennato, fate anche degli incontri con le scuole, quindi la funzione è, senza alcuno scopo particolare, ma quello di andare nelle scuole, di mettervi in gioco voi stessi, tutti i responsabili del Panathlon, e spiegare ai giovani quali sono le problematiche del doping e cosa sia anche lo sport e l'importanza di praticarlo. Ho visto anche che nel passato avete invitato Rivera, avete invitato la Pellegrini, se non vado errato. Pellegrini ancora no, però ci manca lei. Manca lei, però diciamo grandi campioni, Rivera è conosciutissimo, li avete invitati, peraltro siete stati per un anno, se non ricordo male, avete anche inserito il simbolo del Panathlon nella maglia del calciomestre, certo, anche di tante altre società, quando era in Serie C, esatto. E quindi la squadra rappresentativa della nostra città. E quali sfide adesso si presentano di fronte per la nostra città, per il nostro circondario? Allora, credo tra le emozioni più violente che io ho provato in quasi 6 anni di presidenza del Panathlon è appunto questo incontro con i giovani nelle scuole. Si parla di educational, ma non solo per i giovani, ma anche per i genitori, che magari urlano dagli spalti e sono i peggiori maestri in tema di fair play che possono esistere, perché un genitore deve essere il primo insegnante, il primo educatore. Allora noi ci rivolgiamo anche a chi non ha capito che insultare l'arbitro fa male sia allo sport, ma fa male anche al figlio, perché deve saper perdere, come giustamente dicevi.
Una cosa importante ce l'ha insegnata tra i tantissimi ospiti, tu hai ricordato Rivera, mi è rimasto particolarmente dentro nel cuore Patrizio Oliva, il grandissimo pugile, che oggi paga la palestra a Scampia, dominata dalla camorra, per quei giovani che dicono no alla camorra. Quello secondo me è uno dei più grandi esempi che lo sport ci ha regalato in queste serate conviviali, ed è il vero messaggio che ogni sportivo di rilievo che ha raggiunto grandi risultati possa fare, cioè mettersi a disposizione proprio dei giovani e sottrarli ai facili guadagni o al doping, come si diceva. Altra enorme emozione, e poi vediamo il futuro, è stato parlare con i detenuti nel carcere circondariale. Sono state 3 ore che mi hanno segnato dal punto di vista emotivo, e capire che questi, diciamo, chiamiamoli delinquenti, hanno nello sguardo una sorta di pentimento, e forse ho lanciato questa sfida: lo sport può essere inteso come redenzione. Quando uscirete di qui, visto che non siete ergastolani, per fortuna, mettetevi a disposizione della disabilità, delle palestre, cercate di dare un senso quando uscirete, quindi 3 ore intensissime, spero ripetibili. Il futuro dipende molto dall'evoluzione che riteniamo auspicabilmente positiva di vaccini o cure che piano piano andranno sempre più a regime, e quindi il tema è sempre i giovani, quindi è un tasto che noi battiamo. Ci saranno questi importanti festeggiamenti, 70 anni e 40 anni del premio Città di Mestre, quindi assolutamente perseguire questa strada e direi anche soprattutto parlare alle istituzioni. Giustamente mi hai tolto le parole di bocca, l'educazione civica dovrebbe essere, non dico la prima materia di insegnamento con 10 ore settimanali, ma possiamo ancora salvare queste generazioni proprio inculcando quei sacri valori, non solo sportivi ma anche civili e di rispetto. Diversamente io la vedo male. Ricordo l'esempio lontano da noi dell'Islanda. Negli anni 90 l'Islanda aveva una piaga terrificante che era l'alcolismo. L'80% dei giovani beveva. Cosa si è inventato il governo islandese? Dosi massive con coprifuoco stile attuale di sport e cultura. Quindi i ragazzi di quella lontanissima remota isola furono massacrati di allenamenti, di cultura. Nel giro di quasi 2 anni scarsi l'alcolismo era quasi totalmente debellato. Ecco che allora si sposa con il concetto che abbiamo enunciato di come lo sport è salvifico. Quindi se noi vinceremo come dire, questa battaglia di informazione, credo che forse il nostro futuro sarà un po' più roseo di come ci viene dipinto quotidianamente con queste notizie. Io non sono certamente un negazionista, ci mancherebbe, però non sentiamo parlare altro di morte, no? Cerchiamo anche di dare invece dei segnali di speranza, perché i giovani oggi stanno subendo questo negativismo. Io ho un bimbo piccolo di 7 anni, forse non ricorderà questi momenti, certamente invece gli adolescenti, dentro di loro c'è una cicatrice che rimarrà. Ecco che lo sport forse potrà curare questo dolore interiore di non potersi confrontare, di non vedersi, e quindi la sfida è proprio questa, dare speranza. Ma io credo che, guarda, sul fatto che abbiamo praticamente figli della stessa età, perché è una bambina di 7 anni, ma credo che purtroppo la cicatrice o comunque l'esperienza rimarrà, ma rimarrà come una cosa che gli fa anche crescere, perché secondo me, io mi ricordo quando ero bambino ed eravamo alle elementari, io mi ricordo il periodo del terrorismo, tornavi a casa e c'era sempre qualcuno purtroppo o morto o gambizzato, quindi certi periodi, anche se sei così piccolo, del periodo delle elementari te li ricordi, ma questo è una tappa secondo me della vita. Io sono ottimista perché poi ogni cosa passa. Sicuramente in questo momento non è facile, ho una bambina molto sportiva per cui alla fine non riesce a star ferma, ma è la cosa positiva.
perché in qualche modo è quel meccanismo che gli permette comunque di passare del tempo non sempre davanti ai videogiochi. Dobbiamo considerare che i bambini molto spesso nel periodo contemporaneo forse li vogliamo troppo proteggere in alcuni casi, invece fare sport anche da così piccoli innanzitutto li prepari fisicamente. Io non sono assolutamente contrario, anzi mi fa molto piacere che lo faccia, e poi come dicevo prima nascono con dei valori e anche con una determinazione che magari chi non l'ha fatto la matura sì, ma magari la matura più tardi. Quindi io sono convinto che il periodo sicuramente non è positivo, però rimarrà una traccia perché fa parte della vita come ognuno di noi, però secondo me lo sport è anche un mezzo per superarla molto bene, certo. E anzi gli tornerà la voglia di tornare sui campi chi gioca a calcio, chi gioca a basket, chi fa altri sport, chi atletica, chi altro, quindi di ritornare anche a trovare delle amicizie, perché un altro aspetto molto importante dello sport è l'amicizia, che si dice sempre chi trova un amico trova un tesoro, e chi è femmina o chi è maschio troverà l'amica o l'amico, ed è un'altra tappa importante, oltre alla scuola, perché anche la scuola è sicuramente a quell'età un altro tassello, ma lo sport è l'altra faccia della medaglia, certo, secondo me, certo. Soprattutto per i bambini, ecco, io lo vedo così. Dopo sicuramente la vostra associazione, come tutte le associazioni sportive, io la vedo, il Panathlon lo vedo come un qualcosa di una struttura che va oltre le singole associazioni, che le unisce a secondo dei valori e che in qualche modo ha una funzione generale, cioè quella di dire nella nostra città, nel nostro paese, vogliamo far crescere questi valori nello sport, che poi sono valori universali e che possono essere anche d'aiuto alle singole realtà sportive locali, e secondo me forse è un aspetto che non hai magari approfondito o magari non hai sviluppato, anche perché insomma sviluppato in questa sera, cioè capire che relazioni poi ci sono con le singole, perché l'altra volta Marta del Manicora aveva proprio detto, parlando del Panathlon, che ci sono queste relazioni. Volevo capire come si sviluppano. Ti ringrazio anzi per avermelo ricordato. Noi diamo la cosiddetta targa etica del Panathlon, quindi una sorta di bollino di garanzia. L'abbiamo fatto con tante associazioni locali che portano anche il simbolo del Panathlon di Mestre. La targa etica serve a dire anche a chi si iscriverà a quell'associazione sportiva che viene rispettato assolutamente il codice etico dello sportivo. Quindi è una cosa molto importante che noi diamo ai presidenti delle associazioni: devono avere dei requisiti. Se non ci sono, non possiamo certamente affidare questo importante simbolo, una simbologia molto, molto chiara, molto forte. Altra cosa molto bella che noi pensiamo di fare è essere gemellati con gli Special Olympics. Nacquero, credo 70 anni fa anche loro, da un'intuizione di Eunice Kennedy, la sorella, sì, del presidente, il quale disse: l'unica cosa buona che io ho fatto nella mia presidenza è ascoltare mia sorella e creare Special Olympics. Special Olympics è lo sport per la disabilità mentale ed è l'essenza assoluta di che cos'è lo sport. Questi ragazzi che abbiamo ospitato in una conviviale assolutamente straordinaria, forse una delle più belle alle quali ho partecipato, grazie allo sport creano amicizie, sono come gli altri, sono gli altri. Prima dello sport forse gli stessi genitori tendevano, non dico a nasconderli, oggi gareggiano, si battono. Io ho visto una gara di basket straordinaria dove dimentichi immediatamente che c'è una diversità, ma tifi per quella squadra. E credo che questo sia il vero miracolo dello sport, rendere tutti uguali. Ecco che allora anche noi come Panathlon, giustamente come ente tra virgolette sovranazionale, no, dobbiamo aiutare chi non ha la fortuna. Io penso per esempio, e mi arrabbio, quando vedo queste baby gang, io li scaraventerei nelle piscine dove si allenano questi ragazzi e capirebbero forse il senso della vita, la fortuna che hanno avuto e che devono dedicare a chi invece non ha questa fortuna. Sarebbe una norma di legge, io l'ho scritto come
potenziale disegno di legge per un coordinamento nazionale di cui sono presidente, dovete voi giudici prescrivere delle pene severissime oppure dare modo a questi ragazzotti che non hanno nulla da fare se non disturbare e rovinare la vita del prossimo di stare dentro queste strutture. Voi vi riscatterete socialmente se starete lì a capire che cosa significa non essere fortunati come quelli che danneggiano i negozi o fanno casino in giro. Dovrebbe essere una legge, ci proviamo, qualcuno ci ascolterà, magari anche stasera abbiamo qualche politico in ascolto, però questo deve essere lo sport, riscatto sociale e unione tra tutti, essere uguali, sentirsi uguali. Beh, credo che oltre a questo, che è un messaggio molto importante, devo dire fondamentale, c'è anche un aspetto che lo sport ha dimostrato, cioè le capacità della persona, uomo o donna che sia, di trovare con le disabilità anche fisiche, e abbiamo un esempio qui vicino a noi che è Bebe Vio, che con la sua grinta, la sua determinazione, la sua capacità, la sua volontà è arrivata dove è arrivata, cioè, e quindi raffrontarci persone, come dicevi tu, che stanno bene fisicamente, non hanno problemi e magari fanno degli atti assolutamente deprecabili, e queste persone che invece con la sfortuna che hanno avuto sono capaci di ottenere dei risultati straordinari, e straordinari a dir poco, perché e questa è la capacità della persona, della forza, del suo interiore anche, di tirare fuori delle energie che qualsiasi persona magari considera sovrumane, invece no. Secondo me, se le persone si impegnano con l'intelligenza, la capacità, la modestia, ma anche la grinta, la determinazione, come ha fatto Bebe Vio, io credo che le persone, l'uomo o una donna può arrivare dove vuole. Bisogna crederci, bisogna riportare a quei valori che dicevo prima, cioè i valori basilari della vita, del rispetto, eccetera, e poi tutto il resto viene, poi ognuno con le sue capacità, per carità di Dio, però credo che l'esempio di questi sportivi che hanno avuto una grandissima sfortuna, magari di essere meno amati fisicamente, è proprio quella di tirar fuori qualcosa di estremamente straordinario, che non saprei nemmeno definire, una capacità che forse noi, che abbiamo la fortuna di star bene, non riusciamo a comprendere pienamente, a mio avviso, ecco, questo è il messaggio. Non so se volevi aggiungere anche magari sul fatto come iscriversi al Panatro, che caratteristiche ci devono essere, che tipo di... Certo, naturalmente l'iscrizione è aperta a tutti gli sportivi, ma non intendo solo olimpionici, diciamo che è una condizione sine qua non aver fatto sport o essere dirigenti di associazioni sportive o giornalisti sportivi. Un direttivo chiaramente deve valutare come dire, i requisiti, e poi si è soci, si partecipano a queste attività, le conviviali, una volta al mese mediamente, e poi naturalmente chi si vuole mettere a disposizione del club può fare queste attività sociali di divulgazione di questi sacri valori. Per noi sono sacri, quindi fair play con la F maiuscola e lotta al doping. Un grande rammarico ce l'ho oggi, tra i tanti ospiti mi è mancato Paolo Rossi. Ci stavo riuscendo, poi ci furono delle complicazioni perché lavorava, aveva un'attività anche nel turismo, all'ultimo non siamo riusciti ad averlo, e è un ricordo che io oggi dedico a questo grande campione. Nell'82 io avevo 20 anni, quella gioia che ci ha fatto provare battendo il Brasile la ricordo come fosse ora, e al di là delle capacità straordinarie sue come attaccante era proprio una bella persona, quindi era una persona modesta che ha insegnato anche ai suoi compagni cosa significa essere a 360 gradi un campione, essere una persona che non si vanta di quello che ha fatto ed è il vero sportivo per definizione, e quindi un ricordo io voglio dedicarglielo, e naturalmente ci stringiamo attorno alla famiglia che oggi è veramente, credo, distrutta da questo evento. Sicuramente è stato uno sportivo, un campione che ci ha dato sicuramente tante gioie. L'82 avevo 12 anni, me lo ricordo come fosse ieri, e sono ricordi della vita che ti rimangono per sempre. Concordo con te che sia stata una persona che abbia due caratteristiche fondamentali:
che è anche parte dell'intelligenza della persona. L'umiltà e la dignità che aveva era una cosa incredibile, e non era assolutamente arrogante, è sempre stato una persona che ha perseguito i suoi obiettivi senza esaltarsi per questo, e questa è una grandissima qualità. Qualcun altro magari si sarebbe montato la testa, di esempi ne abbiamo ogni giorno, invece lui è rimasto una persona umile. È rimasto a Vicenza, da quello che ho capito, la sua città che un po' gli ha dato i secondi natali e quindi anche la città di Vicenza sta cercando di dargli il giusto omaggio. Io credo che, e spero di aver dato, che noi abbiamo dato le indicazioni e abbiamo descritto che cosa fa il Panathlon, che considero sempre comunque una struttura, un'associazione che svolge delle importanti funzioni a livello poi che va oltre le singole associazioni sportive, nell'ambito del contrasto al doping e soprattutto del fair play. Vi ricordiamo sempre che tutte queste dirette sono state effettuate qui da Vitale 3 by Trevisan in Corso del Popolo, e quindi ringraziamo Abitare 3, ringraziamo i titolari, vi invitiamo a visitare lo showroom qui in Corso del Popolo perché merita effettivamente, i prodotti sono di alta qualità, quindi se volete farvi un regalo o volete fare un regalo, recatevi qui in Corso del Popolo. Intanto vi salutiamo, grazie dell'ascolto e buona serata. Grazie maestre mia soprattutto, Giovanni. Grazie. Grazie.